Raffiche anche a 100 km all'ora. Era temuta la neve in arrivo, ma è stato il vento a creare i maggiori disagi in tutta la provincia in questa giornata di bufera. Più che neve si è trattato di nevischio, fiocchi misti a pioggia che non hanno attecchito, anche se hanno reso le strade viscide e scivolose. Ma il vento che ha spazzato il veneziano non ha mancato di riservare pesanti conseguenze, soprattutto sul litorale chioggiotto. A Isola Verde una mareggiata ha eroso lunghi tratti di litorale mangiandosi l'Arenile, colpita anche la zona sud di Sottomarina, una volta tanto risparmiato l'Arenile di Jesolo. E poi 3 drammi sfiorati, il più grave a San Donà di Piave, dove un albero è caduto sulla palestra della Casa del Girasole, un centro per disabili che accoglie 25 ospiti. Solo per miracolo non si registrano feriti. A Favaro Veneto, per il vento e l'asfalto scivoloso, un autobus è finito in via Triestina sul fossato. 3 i passeggeri, 1 sarebbe ferito in modo lieve. Infine al Lido di Venezia un motocarro Ape è finito in acqua, ma l'autista è stato salvato. Intanto a Chioggia, come a Venezia, l'acqua alta è arrivata in centro storico. Come siete organizzati per l'acqua alta? Con le paratie, le pompe e basta. Beh, siamo organizzati che abbiamo le paratie e poi finalmente da qualche anno abbiamo anche il Mose che ci aiuta. Stiamo aspettando l'acqua alta, ma siamo ben organizzati perché il Mose un po' ci aiuta. Le paratie le abbiamo, quindi tutto sotto controllo. Se i negozianti si sono attrezzati per fronteggiare ogni evenienza, pesanti sono i danni registrati al mercato del pesce. È un danno grande per noi, per Alta Marea, perché l'Alta Marea ci porta a fare festa e a mettere lì il pesce. E abbiamo chiuso tutto purtroppo, causa Alta Marea. Il Baby Mose purtroppo, quell'opera straordinaria che consente di evitare in molte occasioni che l'acqua alta ci sia, il Baby Mose purtroppo funziona fino al 1,30 m sul livello del medio mare e quindi non per acque alte più importanti. Purtroppo in questa occasione è un'acqua alta più significativa e andremo sotto.